diretta, allora come abbiamo fatto cenno, perché andiamo a presentare un libro importante che ci porta lontanissimo nel tempo, dal titolo Calendario tradizionale veneto pagano. Guardate che bel titolone, e allora abbiamo in collegamento, ritorna ai nostri microfoni, salutiamo con immenso piacere professoressa Elena Righetto, appunto docente di storia, lettere classiche, insomma una persona espertissima di storia veneta. Pronto Elena? Pronto? Ci sono, ci sono, pronto? Eccoci. Appunto adesso ci illustra il libro Calendario tradizionale veneto pagano. Elena, cosa ci fai conoscere Cara oggi? Marisa, Ciao, ciao, ciao. intanto voglio ringraziare tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Gamma perché per me è sempre un piacere poter parlarvi in questa trasmissione. Dunque, cosa raccontarvi del mio libro? Il mio libro, Calendario tradizionale veneto pagano, è stato edito da Intermedia Edizioni nel 2021 e fa parte di una sorta di trilogia, se così vogliamo chiamarla, anche se è un termine un po' improprio, tutta riguardante il Veneto dalla parte più arcaica fino ai giorni nostri. Che cosa intendo? Intendo che, per chi mi segue, per chi mi conosce, sa benissimo che le mie ricerche storico-archeologiche e antropologiche partono appunto dai Veneti antichi fino alle tradizioni popolari pagane, possiamo chiamarle così, cioè tutto ciò che è rimasto dagli antichi rituali, sia di Veneti antichi, poi passate alla romanizzazione e successivamente con la cristianizzazione, tramutate in tutto ciò che riguarda la magia popolare, la superstizione e le creature magiche sostanzialmente. Quindi calendario tradizionale veneto pagano appunto è questo testo che pur nei limiti della ricerca accademica, per poterla divulgare a un maggior pubblico, ho tentato appunto di dare una spiegazione partendo da come il concetto di tempo veniva vissuto dagli antichi e successivamente, quindi il calendario che era diverso dal nostro attuale, ma pur sempre importante, e come appunto le festività agrarie e agresti facevano parte della vita quotidiana e poi si sono tramutate in quelle che per noi sono le festività popolari. Certo, però Elena facciamo un attimino, ecco, quando parliamo di mondo pagano, ecco, giusto per avere un concetto sempre più chiaro, cosa intendiamo per mondo pagano? Intendiamo tutto ciò che è precedente alla cristianizzazione, quindi si va a parlare di rituali, di religiosità, di sensibilità naturale che riguardava gli antichi popoli, non solo veneti ovviamente, ma di tutto il mondo, che era precedente alla cristianizzazione. Quindi si parla di antichi dei, di antichi spiriti della natura e di appunto qualcosa che veniva visto, sentito e percepito dalla gente, dal popolo come sacro, perché gli antichi avevano qualcosa, una sensibilità che noi in gran maggior parte ha perso, e cioè un contatto diretto con la natura. Erano semplicemente più avanti di noi moderni perché non avevano mai perso la loro sensibilità, quindi non riuscivano a capire come la natura potesse essere, e i suoi cicli, potesse essere diversa e distinta dall'essere umano. Quindi si va appunto a parlare di divinità che facevano parte di tutto un entourage che ovviamente era rivolto alla natura, ma la natura non vista come qualcosa di astratto, ma qualcosa di veramente pratico in cui si viveva tutti i giorni e secondo i ritmi naturali bisognava anche vivere, perché ovviamente non si può andare fuori da un elemento naturale e un elemento tecnico senza poter poi essere in sé, vissuti in sé. Certo, quindi un rapporto diretto, immersivo, diremo oggi, con la natura. Allora, Certo. come, ecco, il tempo, ecco, come misuravano il tempo i nostri avi, i nostri progenitori? Dunque, per parlare di questo dovrei veramente tenervi una lezione di 3 ore, Sì. ma non è il caso. Sintetizzando poi quello che appunto ho anche scritto nel mio testo, ho cercato di suddividere le varie tipologie di calendario, perché gli antichi
soprattutto i veneti, quindi popolazioni che facevano parte del nostro territorio, suddividevano il calendario ovviamente non seguendo le festività cristiane, perché il cristianesimo era ancora lungi ad essere inventato, però appunto dividevano il calendario in base sostanzialmente al solstizio e all'equinozio. Quindi come noi dividiamo l'anno in base ai mesi, in realtà gli antichi suddividevano il tempo in base al periodo invernale e al periodo estivo. Quindi solstizio d'estate e il solstizio d'inverno erano i due punti cardine, diciamo, di questa divisione semestrale dell'anno. All'interno poi di questa divisione vi erano altri due punti importanti che erano gli equinozi, quindi l'equinozio di primavera e l'equinozio d'autunno, che appunto anche a livello astronomico, perché gli antichi si basavano su un culto, ma anche uno studio scientifico, possiamo dire, dei fenomeni astronomici molto molto raffinato. E quindi questi punti di divisione sostanzialmente andavano poi a dividere l'anno. Vi erano all'interno appunto di solstizi, equinozi, vi erano queste festività, possiamo chiamarle intermedie, che andavano a declinare tutto ciò che riguardava le fasi stagionali della raccolta, della semina, della vendemmia, della pesca, della transumanza. Quindi tutte queste pratiche agressi, agricole, che appunto, come vi dicevo prima, facevano in realtà parte della vita quotidiana degli antichi popoli, erano ovviamente festeggiati, e quindi questi festeggiamenti andavano a suddividere anche il tempo. E il tempo non è sempre stato, come noi pensiamo, suddiviso in base all'anno in 365 giorni, eccetera, eccetera. No, perché il calendario, parlo del calendario occidentale, ha vissuto dei cambiamenti epocali. Quindi si parla di calendari preistorici che erano su base lunisolare, soprattutto lunare, quindi il ciclo lunare della luna appunto durante l'anno, quindi le 13 lunazioni, e poi è andato successivamente a non solo a sostituirsi, ma ad affiancare il calendario solare. Quindi questi calendari poi sono cambiati, si sono modificati con la romanizzazione, e quindi quando il Veneto è stato romanizzato, il calendario romano è diventato sostanzialmente anche il calendario poi dei Veneti antichi. Tuttavia qualcosa di peculiare è rimasto. Quindi c'è questa, diciamo, trasformazione, questo passaggio dal mondo pagano al mondo appunto romano e della cristianizzazione. Ecco, quanto è cambiato, quanto ha influito questo passaggio, Elena? Ha influito in realtà parecchio, perché già con il passaggio alla romanizzazione, come vi dicevo, il calendario è diventato qualcosa di più strutturato. Quindi oltre alle festività antiche, quindi precedenti alla romanizzazione, come i grandi fuochi dedicati alla dea Veneta, alla dea Reitia, Sì. o altre pratiche rituali, si sono appunto sovrapposte, affiancate anche quelle sempre pagane, parliamo, romane. Quindi abbiamo ad esempio l'introduzione del culto all'imperatore, e quindi le festività dedicate appunto all'onorare la figura sacra dell'imperatore. Una cosa è rimasta del calendario antico, proprio veneto antico, che è il 1° marzo, Sì. il battimarso, che poi è diventato anche l'anno, cioè l'inizio dell'anno, l'apertura dell'anno anche per la Serenissima Repubblica, e quindi Capodanno veneto, pensiamo, non è qualcosa di cristiano, non è qualcosa neanche di romano, seppur i romani facessero iniziare anche loro l'anno civile proprio il 1° marzo, ma era qualcosa ancora più arcaico, legato appunto ai veneti antichi. E quello che è cambiato non solo con la romanizzazione, ma soprattutto con la cristianizzazione, è stato il sovrapporre a festività, come vi dicevo, stagionali e tipicamente indicative, delle festività cristiane che tutt'oggi noi ovviamente abbiamo nella nostra cultura. Quindi vi faccio un esempio molto banale, la Candelora, Sì. la Madonna Candelora, no? Sì. Che in inverno semaforo, eccetera. La Candelora, ad esempio, era una festività romana,
chiamata Februa, dedicata alla dea Februa, alla dea febbre, in cui si accendevano queste candele e ci si purificava, perché appunto Februa vuol dire purificazione. Ma questo è solo un piccolo esempio, l'esempio più lampante ed eclatante è il Natale. Il Natale cristiano non è altro che la derivazione di una festività, anzi di più festività religiose romane che appunto avvenivano a ridosso del solstizio d'inverno, quindi il 21 dicembre, ed erano appunto dedicate al dies natalis solis invicti, quindi al giorno di nascita del sole non vinto, quindi non sconfitto, invincibile, e la rappresentazione di questo sole era proprio un bambino nato in una grotta, quindi rappresentiamo anche addirittura il dio Mitra, da una vergine. Insomma, ci sono tantissimi parallelismi che riportano ad antiche festività. Ad esempio anche, come vi dicevo prima, i fuochi di Reitia, della dea Reitia, che venivano eseguiti, pensate un po', cosa ce lo dice l'archeologia, non me lo sono inventata io, ma venivano accesi sui litorali della Venetia antica dei grandi fuochi marittimi proprio per aiutare questa dea solare, perché Reitia è una dea legata al culto solare, e a appunto esprimersi al suo massimo potere. Certo. Nella romanizzazione abbiamo l'ascesa di Diana, che viene appunto ascesa al cielo come divinità, e il 15 veniva proprio festeggiato il 15 agosto, che diverrà poi l'ascensione di Maria. Oppure anche la Befana, l'Epifania, certo. ci sono veramente tantissime Primo novembre i feste. defunti, tra poco, insomma, anche Sì, questo. sì. Allora, dicevamo, adesso siamo vicini al 1° novembre, ecco, cosa ha significato trasferire quello che era l'abitudine, l'usanza del mondo pagano al mondo cristiano? Beh, con il periodo appunto di fine ottobre ci avviciniamo a quello che era chiamata la festività di Samonios o Trinuxius Samonii, quindi queste 3 giornate, anzi nottate, più indicate proprio per il passaggio più ravvicinato riguardo proprio il mondo dell'aldilà. Dobbiamo renderci conto che anticamente non vi era questa paura della morte, perché comunque era qualcosa di visto, e giustamente anche direi, come passaggio della vita stessa. Senza vita non c'è morte e viceversa. Quindi il periodo appunto di fine ottobre continuava fino, pensate un po', il 12, anzi l'11 novembre, perché era considerato il periodo delle Dodecanoctis, quindi delle 12 notti sacre, in cui gli spiriti degli antenati venivano benevolmente a far visita ai vivi, e questo comportava appunto alcune superstizioni che poi col cristianesimo sono diventate ancora più oscure, ma anticamente appunto si pensava che in questo periodo più oscuro dedicato all'ultima semina, Samonios vuol dire proprio seminare, quindi l'ultima semina dell'anno, proprio per il periodo invernale, andasse a aprire questo sottile velo che ci separa da quelli che ci hanno preceduto. E è molto interessante perché durante queste 12 notti si potevano fare dei vari rituali di divinazione, quindi capire il futuro come sarebbe andato, oppure anche tentare proprio di comunicare con i propri defunti che davano sempre dei messaggi benevoli. E questo appunto terminava il giorno di San Martino, perché prima che diventasse San Martino era una delle festività dedicate a un animale sacro per i Veneti antichi, che era l'oca o il cigno. Sì. Quindi l'oca sacra, l'oca di San Martino, non è altro appunto questo animale sacro antico che veniva poi consumato, quindi sacrificato, reso sacro agli dei e agli uomini, consumato e mangiato proprio per propiziare proprio un buon evento futuro. È molto interessante proprio perché anche la tradizione delle zucche, che noi diciamo essere importata, no? Dal mondo anglosassone, le zucche in realtà anche da noi abbiamo testimonianze veramente antichissime che venivano utilizzate intagliando le lumere, quindi altre zucche di altra tipologia. Perché? Perché in questo periodo di buio
bisognava aiutare gli spiriti dei nostri antenati a ritrovare la strada di casa per non farli perdere. E pertanto la luce era qualcosa di fortemente positivo, proprio perché andava a illuminare e a riscaldare gli spiriti degli antichi. Ed era una cosa veramente bellissima se ci pensiamo. E il fatto che fossero intagliate in modo spaventoso o che addirittura in antichi riti sciamanici venissero indossati pelli, maschere, teschi di animali, non era qualcosa di diabolico, di satanico, assolutamente no. Fa parte di una religiosità sciamanica arcaica, antichissima, che andava proprio a richiamare la forza di questi animali, anche del bosco, notturni, proprio perché queste maschere, queste forme spaventose dovevano addirittura a far spaventare gli spiriti invece crudeli e cattivi che potevano venire insomma a rompere le scatole. Quindi queste maschere, questo mascherarsi, questo far paura era in realtà qualcosa di propedeutico, qualcosa di veramente importante per aiutare le persone anche a vivere dei passaggi proprio come quello del lutto, della morte, che non sono mai facili, quindi pensiamo anche in antichità. Certo, quindi Elena, allora ecco queste diciamo trasformazioni, questi passaggi, la religiosità dei Veneti che è sempre stata forte, anche ai giorni nostri se vogliamo, ecco, viene da lontano dal mondo pagano che si è sempre trasferita, si è sempre diluita nel tempo, o possiamo affermare questo, oppure ha un'altra origine questo attaccamento alle divinità, ai santi come succede attualmente? Diciamo che è qualcosa di umano, quindi l'essere umano da sempre ha avuto la necessità di capire che c'è qualcosa in più. L'essere umano in sé è divino, quindi che poi lo si chiami con un nome di un santo o con il nome di una divinità antica, in realtà poco cambia. Però l'importante è sempre ricordarci che, come dicevano i latini, nihil ex nihilo, nulla nasce dal nulla. Quindi anche il discorso del culto ai santi che nel Veneto comunque è molto molto presente, anche se caratterizzato da pochi santi molto molto adorati, che ne so, Sant'Antonio, Santa Lucia, eccetera. Questa tipologia di culto agiografico non è mai a caso, perché questi santi in realtà anche per le loro caratteristiche andavano proprio a ricalcare divinità pagane precedenti. Vi faccio un esempio. Sant'Antonio sappiamo che è legato anche alla figura del maiale, no? E ci sono anche tanti altri santi come Santa Lucia, Lucia in greco vuol dire portatrice di luce, che era legata al culto ad esempio a una divinità arcaica che era Ecate, che era una divinità di crocevia, della luce, della vista, anche legata al mondo della magia, e quindi anche iconograficamente, se voi andate a vedere delle iconografie anche su internet, vedete queste analogie. Quindi il culto dei santi possiamo dire che si è sovverchiato a quello degli dei pagani proprio perché all'origine il cristianesimo, che ricordo sempre, parlo da storica ovviamente, era una religione politica, quindi che ha dovuto insidiarsi in situazioni precedenti, ha dovuto appunto attingere a tutto un background storico, culturale, religioso e simbolico proprio per avere anche la forza di farsi riconoscere dal popolo. Elena, grazie per tutto quello che fai, per la tua preparazione, per la tua competenza che ci affascina sempre, ci fai conoscere aspetti della storia, anche e soprattutto ecco, il mondo pagano, che non è che se ne parli molto, mi pare, no Elena? No, sono l'unica che lo fa, Ecco, proprio ecco. riguardando il Veneto strettamente, sì. Ecco, Quindi sì, questo va detto. Elena, grazie e ci sentiremo grazie a nuovamente voi. appunto per altri capitoli di storia, va bene? Sempre un piacere, grazie Marisa e grazie a Grazie, tutti grazie, quanti. salutiamo la professoressa Elena Righetto. Grazie, alla prossima Elena. Ciao a Buon tutti, ciao. pomeriggio.